studio si rileva che non è affatto vero che l'energia nucleare costa meno produrre attraverso il nucleare. Ci sono dei sistemi che danno o il carbone o il gas, per esempio, che danno dei costi assai inferiori. Quindi anche questo motivo per utilizzare il nucleare non è un motivo sufficiente dal nostro punto di vista. Eventualmente vi segnalo uno studio pubblicato sul Forum Nucleare Italiano da parte della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dove sono riportati ulteriori dati dal punto di vista del costo del nucleare, visto nel suo complesso, perché nessuno sa esattamente quali saranno i costi per lo smaltimento e la conservazione delle scorie, che sono una delle più grandi incognite dell'utilizzo dell'energia nucleare e che la mettono un punto di domanda sull'utilizzo di questo tipo di energia. Un altro motivo che spinge i nuclearisti a voler costruire nuove centrali è l'andamento e la previsione di domanda di energia per i prossimi anni. Io ho recuperato un dato di un istituto qualificato che ci dà questo sviluppo di necessità di richiesta energetica. Nei paesi come la Cina e l'India ci sarà una notevole richiesta ulteriore se noi andiamo a vedere dal 2010 al 2030. Mentre per quanto riguarda i paesi industrializzati come il nostro, dal 2010 al 2030, per i prossimi 30 anni, non ci saranno particolari necessità di aumento di domanda energetica. Quindi in pratica noi fra 20 anni consumeremo all'incirca quello che consumiamo adesso, quindi c'è da farsi una domanda se valga effettivamente la pena costruire nuove centrali. Infine, e poi vedo di concludere, parliamo un attimino di incidenti. Devo dire che dal punto di vista degli incidenti, quelli più significativi che si sono svolti nella storia delle centrali nucleari sono quelli di Chernobyl e quelli di 3 Mile Island negli Stati Uniti. Quello successo negli Stati Uniti è un incidente di piccola entità che causò l'evacuazione di donne incinte e bambini nel raggio di una decina di chilometri. Mentre quello di Chernobyl ha coinvolto un'area di 200 volte superiore, all'incirca richiede l'evacuazione delle persone nel raggio di circa 200 km. Questi incidenti sono rari, però noi non dobbiamo considerare la possibilità che possa succedere un incidente di questo tipo. Ipotizziamo che succeda un incidente in provincia di Rovigo o in una centrale che potrebbe essere in un centro del Veneto, no? Evacuiamo le persone per 200 km, ci rendiamo conto come costruire una centrale in un'area così popolata come la regione Veneto sia, diciamo, comprometterebbe la nostra civiltà. Cioè tutti i veneti se ne dovrebbero andare da dove abitano, dovrebbero essere trasferiti altrove, da qualche altra parte del mondo. La civiltà dei veneti finirebbe automaticamente. Quindi c'è da chiederci se valga la pena per noi che abitiamo qui accollarci questo rischio o se un Veneto indipendente non potrebbe permettersi qualcos'altro. Io ho avuto la fortuna di conoscere Franco Battaglia, che è un nuclearista convinto, ho letto anche alcuni libri suoi, no? E devo dire che sono sostanzialmente d'accordo quando lui parla della necessità nel nostro prossimo futuro di dover utilizzare l'energia nucleare. Però gli contesto il fatto che lui vede questo sempre in un'ottica nazionale italiana. Se noi guardiamo questo invece in un'ottica nazionale veneta cambia completamente lo scenario, perché avremo a disposizione risorse molto maggiori
con un surplus di 20 miliardi di euro l'anno, noi potremmo permetterci di effettuare notevoli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, potremmo probabilmente aumentare considerevolmente la nostra quota di produzione idroelettrica, la nostra quota di produzione eolica, potremmo forse fare degli investimenti aggiuntivi anche nella produzione solare e potremmo portare la nostra quota di energia rinnovabile dall'attuale 15%, potremmo portarla per esempio al 30-40%. Potremmo investire sulle nostre centrali termoelettriche che attualmente sono estremamente inquinanti, trasformarle da eliminare il carbone, eliminare l'olio combustibile pesante e probabilmente produrre attraverso il gas a ciclo combinato. Ed infine potremmo anche permetterci di importare energia dall'estero, perché non si capisce perché dobbiamo importare materie prime per produrre energia quando possiamo benissimo andare all'estero, affittare che ne so, una porzione di territorio da qualche altra parte, costruirci la nostra centrale in un luogo disabitato e poi importarci dalla Russia l'energia che andiamo a produrre lì. Perché se in Siberia ci sono zone assolutamente disabitate dove un incidente nucleare non dà nessun tipo di problema, farlo qui in Veneto chiaramente non è assolutamente possibile. Quindi vedendo la produzione di energia in un'ottica nazionale veneta e non in un'ottica nazionale italiana, l'energia nucleare non ci serve, potremmo portare il Veneto ad essere una nazione come la Norvegia. La Norvegia per esempio è una nazione che produce il 100% della propria energia, attraverso fonti rinnovabili. Detto questo direi che ho concluso il mio intervento e